QTPnews.it vi porta alla scoperta della montagna di Valdobbiadene, il comprensorio del Monte Cesen. Qui, fino a 40-50 anni fa, ogni dettaglio era curato, prati sfalciati e restellati, tutto era come un giardino. Oggi di questa tradizione secolare forse resta un'ultima tradizione, quella dell'arte casearia, l'arte delle malghe e dell'alpeggio. Al mattino le vacche arrivano qui in questo box, sono pronte per la mungitura. Adesso appena che sono tutte arrivate iniziamo a mungere. Da qui ci si sposta appunto nella fase di mungitura. Ne mandiamo dentro 6 alla volta che vanno in mungitura e dopodiché le mandiamo fuori dietro. Adesso sto facendo la pulizia della mammella per poi mettere su la tettarella e mungere le vacche. Sta tranquilla, non ha nessun problema, adesso sono abituate a essere munte così, se le mungi a mano adesso gli dai un po' più di problema, ma così sono tranquille, no, guarda, non si muovono neanche, sono abituate ormai a fare questo tipo di mungitura. Dura dai 10 ai 15 minuti, dopodiché le vanno fuori. Dipende dalla quantità di latte, insomma. Sì, dipende anche dalla quantità di latte. A inizio stagione, appena che vengono su, fanno tanta latte e dura un po' di più. Adesso ormai siamo a metà stagione, l'erba è quello che è e fa meno latte. Quant'è la produzione media? Adesso saranno dai 15 ai 20 kg di latte. Mentre inizio stagione Arrivano anche 30-35. Il latte di questa mattina attraverso questo tubo va direttamente in cagliera, che poi passiamo alla lavorazione della mattina. Poi questo latte che vedete qua è quello munto ieri sera, l'abbiamo raffreddato in questa vasca frigo, dopodiché l'abbiamo passato in queste bacinelle per fare la panna di afferramento che ci serve per fare il burro. Adesso sto riscaldando il latte, lo porto in temperatura, dopodiché metto il caglio, che è una sostanza che deriva dallo stomaco del vitello, un caglio naturale. Lo porto a 37 gradi, faccio un formaggio da stagionare e temperatura è sui 37 gradi per cagliare. Ho messo il caglio e per circa mezz'ora dovremmo aspettare perché si formi la cagliata. Dopodiché con questo attrezzo che si chiama spino lo andiamo a tagliare e a cuocere nuovamente per arrivare a temperatura. Per avere un formaggio stagionato lo porto sui 43 gradi, 43,5 più o meno. Passerà, sarà pronto per mettere negli stampi. Queste sono le forme che ho appena tolto dalla salamoia, adesso le porto ad asciugare e dopodiché le porto in magazzino per la stagionatura. Principalmente è l'erba che dà il gusto e il profumo al formaggio, i fiori della malga qua. Dopodiché noi li mettiamo qui mezz'ora che si asciugano col sole e l'aria di questa montagna e dopodiché li portiamo in magazzino. da quanti anni fa questo mestiere? Da appena nato, Da sempre. sempre, ormai ho 73 anni e ogni anno in maglia. Che vita è quella di malga? Beh, l'importante è che piaccia perché sennò non si sta qua. Comunque c'è il brutto tempo, il bello, conforme, non è tanta fatica, però è il tempo che alle volte quando è brutto è anche un po' pericoloso perché c'è i fulmini, ma insomma tutto sommato è bello.